se posso, onorevole Zamberletti, un'impressione che ricorre molto spesso, perché mi sembra questo il punto di riflessione importante da sviluppare. Si dice spesso, e lo ha ripetuto anche l'onorevole Zamberletti, che la protezione civile sia nata in occasione del terremoto del Friuli del 1976. Mi sembra che questo sia un punto centrale di riflessione. E intanto capire che cosa c'era il 5 maggio del 1976. Era un paese che sul piano della protezione civile non aveva la minima capacità organizzativa, non esprimeva la minima capacità di intervento. Si fondava per intero, esclusivamente sulla capacità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ma non c'era struttura preparata ad affrontare un evento del genere. Un ricordo, una testimonianza personale è che, vivendo io a Roma e avendo mio padre prefetto qui,